Salve a tutti amiche e amici, oggi vorrei rispondere a questa domanda che tantissimi di noi si pongono, ovvero, ma Sacabadora è esistita davvero o è soltanto una leggenda del folklore sardo? A questa domanda, che per decenni ha diviso anche antropologi, storici delle tradizioni popolari, appassionati della cultura sarda in senso lato, un gruppo di studiosi e medici, appunto, potremmo dire per meglio dire studiosi medici, ha dato una risposta definitiva. Una risposta basata su prove e reperti studiati nel modo scientifico e attraverso le quali si è giunti ad una definizione eh, attinente il fatto che Sacabadora sia esistita davvero. Infatti oggi vi voglio parlare di un testo molto bello, Accabadora, mito e realtà, storia e reperti di un ritrovamento, è scritto a 8 mani da Aldo Cinus, Roberto De Montis, Augusto Marini e Mariano Staffa. È un'opera molto bella, è impreziosita anche dalla bellissima introduzione del professor Gianfranco Tore, ex dell'Università di Cagliari, e dalla prefazione di Giovanni Orru. Questo lavoro, pubblicato in questa nuova edizione, troviamo anche delle bellissime immagini e documenti d'epoca. Non a caso questo libro ha vinto il premio letterario Francesco Alzator di Cagliari nel 2022. Prima di tutto ci tengo a ringraziare di cuore l'amico Aldo Cinus, presidente onorario dell'Università della Terza Età di Quarto, in cui io lo scorso anno ho insegnato storia di Sardegna, che mi ha omaggiato di questo volume chiedendomi un parere. Infatti, quando mi ha descritto appunto su dono, appunto, mi ha descritto mi ha da fare piacere mera e tendenza savilli molto gusto in studio. Quindi Appa potrà usufruire mancai o vago a Trigadì. Caro Aldo, mi devi scusare per il ritardo nel realizzare questo mio giudizio attinente al vostro lavoro, ma un lavoro di questo calibro meritava una lettura attenta e approfondita, anche se non devo nasconderti che ho trovato i miei spazi estivi per dedicarmi ai lavori degli amici. La cosa affascinante di questo progetto, potremmo dire, è che gli autori sono dei medici, come vi ho accennato prima, alcuni ancora in servizio, i quali sono accomunati da una profonda passione per la tutela, valorizzazione e promozione della cultura sarda. Eccetto dottor professor Roberto De Montis, che se non erro è di Sydney, gli altri autori sono quartiesi, non per niente loro hanno sempre da tantissimi anni valorizzato la cultura di Quarto. Bene, ritornando al binomio medici-cultura, ha fatto sì che proprio il loro approccio clinico e soprattutto scientifico ha fatto la differenza in questa ricerca. Perché? Perché il libro, anzi, per meglio dire, perché ci dà delle risposte appunto scientifiche attinenti alla domanda posta in essere inizialmente. Il testo si apre con l'inquadramento storico, antropologico e sociale curato da Aldo Cinus, in cui viene presentato un viaggio diacronico e sincronico fatto di ricerche sul campo, oltre che delle testimonianze appunto locali, e ci sono delle analisi lessicali del lessico sardo e un confronto comparativo appunto con gli studi continentali fino al XX secolo. Potremmo dire che questa parte di Aldo, in questa parte del lavoro della presentazione di Aldo,
tra le tante chicche che ho trovato c'è un dettaglio che mi ha colpito, poiché dalle testimonianze eh, si parla anche di una figura maschile per quanto riguarda Saccabadora, che potremmo dire Saccabadora. C'è una testimonianza, adesso non ricordo esattamente l'autore, però questo è un fatto molto molto importante a mio avviso, in quanto Saccabadora è sempre visto al femminile. Diciamo una piccola chicca. Bene, si prosegue con l'analisi di Mariano Staffa, il quale esplora l'aspetto della accabbadura magica, dice il titolo appunto, e in questo settore si analizzano le procedure e le credenze popolari legate all'accompagnamento alla morte, alla dolce morte, potremmo dire, oggi parliamo di eutanasia, ma non approfondiamo questo campo legato alla bioetica con l'etica della sacralità della vita e l'etica della qualità della vita, ma bios commenti sa ragionata parte di diatesum meta, ma oivuru esti attuali. Ritornando a Mariano Staffa, ci presenta come la credenza che sofferenze atroci in fin di vita fossero la punizione per aver rubato anche oggetti sacri o oggetti da lavoro, come un gioco di bue su giù, no? Ed è qui che entra in gioco la simbologia di oggetti come suggiuali o suggiualeddu messi al collo del morente per sciogliere il nodo della sofferenza, come ti ho saputo Isaia Sagantacattà. Ma il cuore pulsante, potremmo dire, di tutto il libro, a mio avviso, è la vicenda presentata da Augusto Marini. Augusto Marini ha ricevuto da un suo paziente dei reperti eccezionali, tra cui Sommazzollo, che troviamo, trovati all'interno delle intercapedine di un muro durante i lavori di ristrutturazione di una casa, una località che è stata barrata curata, occulta, segreta per tutelare il proprietario. Dopo il suo proprietario di Miada a fare avere questa scienza, a suoi dottori, per questa regione è gestito il suo segreto professionale. Quindi se noi agattavamo, per esempio, Sa Mazzocca pure, che c'è punto di sfigura, Sa Mazzocca, vedete, è molto molto bello, sopra uno strumento in legno, con una mazza appunto, con il quale si presume che ci fossero dei abbattimenti. Comunque qui andremo avanti. Questa località, come vi ho detto, è tenuta segreta, perché c'è anche il fatto che Saccabadora operava nella clandestinità al di fuori della legge. Poi c'è tutto un bel passaggio nel testo in cui c'è parte dalla 500-600 in cui noi troviamo dei documenti delle streghe, ma li troveremo successivamente, testimonianze, sacerdoti e così via. Augusto Marini e Aldo Cinus hanno analizzato a seguire questi reperti in modo rigoroso, arrivando alla conclusione finale che scientificamente questa figura, questa donna presente in tutti i paesi della Sardegna, fosse presente appunto, e quindi c'è la prova scientifica. A completare questo lavoro interviene il celebre, famoso medico legale Roberto De Montis, professore universitario, che ha condotto un'analisi peritale e soprattutto certosina sulla scrittura e sui fogli ritrovati nel nascondiglio insieme agli oggetti, svelandoci appunto le modalità e i rituali lesivi, su prima Ramonesi Samazzocca, ma due pesi piri in sul libro, usati per porre fine alle sofferenze dei malati terminali. Qua vediamo appunto nel testo, vi faccio vedere appunto queste immagini, trovate, vedete queste su Giualeddu, stato ritrovato in modo molto molto diciamo, illuminato, usuale, poi abbiamo quelli che San Mazzocca,
tutte le misure scientifiche e così via. Poi vi farò che sono stati ritrovati, vedete qua abbiamo proprio scientificamente il muro, il foro in cui sono stati trovati utensili, Isainasa, c'è un rosario, ci sono degli scritti, tutti dei papiri dei giornalisi, papiri punti a capiausa appunto a sa religione, soprattutto mentre Savini, e state agattata a una moneta, e sono arriari, non sbaglio 10 arriari, e dunque se questa fonte Isaías viene sopra periodo analizzato del professor Roberto De Montisi, la grafia, con tutto, c'è trattato questo papiro con i nomi di queste persone, quindi si presume che fosse che Sacabadora avesse registrato anche i suoi interventi. Vedete tutti i nomi, non ve li dico, magari acquistate il testo. Anche un dente è stato trovato e analizzato, un dente, sempre con la grafia, qua ci ritroviamo sempre con la grafia, Biesi. Perché è importante questo? È importante perché ci dà testimonianza scientifica che si trattasse della scrittura della mano della stessa persona. Chissà, questa accabadora ci ha voluto lasciare qualche testimonianza? Non lo so, non lo vedremo, non si sa. Lo vediamo, qua abbiamo Sa Misericordia, avanti o forma di Monteruolo, su venia di Imperao, poi davanti da Sacabadora, poi l'Ompeuso ha tutto scientifico, quindi molto 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 bello, gli studi, poi c'è questo passaggio analizzato di questa mazzocca che si è scritta, c'è dei grumi di sangue, sono stati analizzati, vi anticipo questo, metodi scientifici appunto, e risulta essere il sangue di un uomo. Questo è il dente che è stato studiato ugualmente. Infine troviamo degli articoli di giornale risalenti al 1925-26 in cui ci sono delle testimonianze appunto religiose legate alla morte e al fine vita. Diciamo questa è il giro, molto molto bello, un'analisi. Allora è uno studio scientifico, sono stati fatti anche degli studi attraverso 5 libri, quindi questi nomi sono stati anche comparati nel villaggio in cui per mio idea in questi due villaggi è un villaggio ma anche nel villaggio vicino in cui sono stati trovati questi reperti, ragione per cui si è giunti alla conclusione che queste persone fossero in vita. Quindi questo è un ritrovamento molto 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 bello, ci dà questo studio attraverso questa Zainasa, no? Samazzocca, Giuali, questo papelli di realtà, ci dà testimonianza come in un certo qual modo questa signora volesse, diciamo, tutelare, forse volesse tramandare ai posteri la sua attività, un'attività che fu in legge, e di conseguenza questi studiosi molto 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 bravi ci danno una risposta scientifica per quanto riguarda appunto l'esistenza del Sacabadora in Sardegna. Ricordiamoci anche che coloro i quali andavano contro, soprattutto nell'Ottocento, contro la figura del Sacabadora, ovvero non ritenevano esistente questa figura, era legata anche al fatto che si trattasse di un'azione molto cruda, molto disumana, di conseguenza forse, a mio avviso, questi studiosi, che troverete anche nel testo, non volevano dare una immagine negativa dei sardi nel continente. Bene, tutti questi reperti esaminati potremmo dire che non lasciano dei dubbi attinenti alla presenza del Sacabadore in Sardegna, ricordiamo che è un romanzo bellissimo di Michela Murcia, ma questi strumenti erano i Zainas appunto originali del Sacabadora
Mm, da San Salvador che ci ha lasciato questa sua testimonianza. Bene, il libro si chiude con delle considerazioni molto molto belle di questo straordinario gruppo di amici. Mi ha colpito anche il fatto che questi studiosi siano amici da tantissimo tempo e sono sempre impegnati nel valorizzare la cultura sarda e soprattutto, per chiudere, rinnovo i miei ringraziamenti ad Aldo Cinus, a tutti i suoi coautori, per questo lavoro egregio, che getta, potremmo dire, finalmente una luce chiara e scientifica, soprattutto su una figura ancestrale, magica e misteriosa che appartiene alla memoria profonda della nostra terra, della nostra Sardegna. Quindi, se siete appassionati di cultura sarda, vi consiglio di leggere questo bellissimo lavoro e se loro grazie se ho messo a ascoltare e a esibire in valore. Un saluto.